Pronti? 1, 2, 3. È buono il primo segnale, ha sbagliato Numero- Eagle Prav, è andato al comando Edin dei Numero Daltri, 2, al suo Eagle esterno Prav, Dallasti, squalificato. punta in avanti Ward Schall che prova ad andare a sfondare su Dallasti, 200 metri iniziali in 14,9, sbagli Ward Schall. E così Dallasti al comando nei confronti di Edin dei Daltri, terza posizione per Eastwood B, allo scoperto Numero c'è 9, Caribalilla. Warshell, squalificato. Primi 400 in 31, seconda pariglia c'è Donald Spav che ha girato fortissimo, che precede Capitan De Gleris ed Enea SL. Sulla curva di destra Dallasti al comando nei confronti di Edin dei Daltri, e in terza ruota punta già Donald Spav che aggira Caribalilla, rimasto allo scoperto, e va ai lati di Dallasti. Secondo alla corda è Edin dei Daltri che precede Eastwood B, terza pariglia esterna per Capitan De Gleris che è avanti ad NSL. 1-1-1 per i primi 800 metri di corsa, con al comando Dallasti, di fuori Donald Spav, in corda Edin dei Daltri. La metà gara se ne va in 1:16,5, con sempre in vantaggio Dallasti, di fuori Donald Spav, in corda Edin dei Daltri che è avanti a Eastwood B, mentre punta in terza ruota con decisione ora Enea SL che cerca di andare sulla testa della corsa. Donald Spav reagisce e va all'attacco di Dallasti a un giro dalla fine. 32 questi 400 metri di corsa, Dallasti in vantaggio, Donald Spav allo scoperto, in corda Edin dei Daltri, va a sistemarsi in pariglia Enea SL, frazione della curva passata in 14,5, Dallasti che si mantiene in vantaggio su Donald Spav che attacca all'esterno, in corda Edin dei Daltri, in pariglia NSL, poi Eastwood B che si allarga dalla corda, guadagna di dentro Cleo Fecol a 400 dal palo, Dallasti in vantaggio, 2 minuti il miglio di gara. Al suo esterno sempre Donald Spav con cattiveria, Enea SL a contatto, poi si lancia in mezzo alla pista Capitan De Gleris che viene dal fondo a 200 dal palo, Dallasti e Donald Spav alle prese, viene in mezzo alla pista Enea SL anticipando Capitan De Gleris, si difende Dallasti, intiste al largo Enea SL che scatta, Enea SL che passa e viene a vincere nettamente nei confronti di Donald Spav. Foto generale per il terzo tra Dallasti, Eastwood B e Capitan De Gleris. Enea SL, Vincenzo Luongo per il training di Gennaro Casillo, i colori della scuderia Spallina. Figlio di Bar Hopping e Only LB che piazza lo speed conclusivo vincente. Nel finale si allontana chiaramente dai rivali, netto sul traguardo NSL, al secondo è Donald Spav, per il terzo Eastwood B e Dallasti finiscono perfettamente in linea, probabilmente un filo avanti a Capitan De Gleris.